senza... Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open your eyes, this is the world. Buongiorno cari ascoltatori di Radio Libertà. Ancora una volta con Sic et Non esploriamo le notizie della settimana per smontare il politicamente corretto, per ricercare anche quelle notizie un po' particolari che vengono spesso taciute o magari come dire smentite o più o meno nascoste. Intanto vi ringrazio come sempre per anche i messaggi che mi arrivano sul mio profilo personale, su Facebook, su Instagram. Ringrazio davvero tutti, cerchiamo di fare sempre un po' così un chiarimento di quanto è poi nel modo di dare le notizie. Forse poi il cittadino si perde e allora cerchiamo di dare le chiavi un po' per leggere la realtà di oggi, per restituire anche insomma un po' dignità a un'informazione che è spesso ridotta a propaganda. E proprio perché diciamo non vogliamo fare necessariamente almeno propaganda, oggi potrei essere qui a parlarvi per esempio della nuova manovra. Sapete che vi saranno aumenti detassati con una flat tax appunto del 10% su questi aumenti, ci sarà un nuovo ISEE, ci sarà spazio a una rottamazione delle cartelle, per cui insomma prosegue anche quest'idea di pace fiscale. Molte sono le notizie. C'è qualche notizia interessante, poi magari andiamo a rivederla sul clan Agnelli-Elkann, che tra l'altro pare che voglia insomma sempre più disimpegnarsi dal nostro paese dopo almeno 150 anni che insomma quella famiglia ha avuto sicuramente benefici e contributi dal nostro paese. C'è un bellissimo, lo segnalo comunque, c'è un bellissimo focus di Libero su Hamas, la rete di Hamas in Italia, e ne parliamo. C'è il discorso della strage di Verona e anche certa sinistra che secondo me fa troppi distinguo e cerca quasi di giustificare gli autori di questo tragico gesto che purtroppo è costata la vita a 3 servitori dello Stato. Però oggi vorrei parlare innanzitutto, quindi cominciando da un punto che è stato trattato solo in maniera molto sommaria dall'informazione, che è la visita di Papa Leone XIV al Quirinale, l'incontro con Mattarella. Non è stato solo un incontro, diciamo così, di prammatica, un incontro diplomatico. Papa Leone diciamo, ha pronunciato un discorso di veramente altissimo livello, che ovviamente è stato per lo più taciuto da certi media, soprattutto perché insomma si deve far passare la vulgata di una chiesa forse un po' troppo mondana. In realtà il pontefice ha parlato sì di pace, ovviamente, come era giusto e doveroso che fosse, e come hanno riportato comunque i quotidiani e i telegiornali, ma ha parlato di cose molto interessanti. Ha parlato di calo della natalità e di difesa, di tutela della vita, ovviamente. Ha parlato, riferendosi anche alla politica italiana, della necessità di un multilateralismo che eviti appunto figli e figliastri nella politica estera. Ha parlato per esempio anche del prossimo anniversario, del centenario che ci sarà prossimamente, poi dei patti lateranensi, quindi degli accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede, ma ha soprattutto ricordato quella che è la nostra più intima identità, e a fronte anche di un relativismo morale e di un certo anche lasciarsi andare al buonismo, diremmo noi, a un facile irenismo, insomma ha ricordato quanto sia importante difendere, mantenere
tramandare quello che i nostri padri ci hanno lasciato, quindi la cultura, l'identità, il senso di comunità. Ecco, ne hanno trattato soprattutto diversi blog sul tema, però io andrei a riprendere addirittura alcune frasi. C'è una certa tendenza, appunto, dice Prevost, che più che Prevost è veramente un dottore della Chiesa, in questi tempi a non apprezzare abbastanza a vari livelli modelli e valori maturati nei secoli che segnano la nostra identità culturale, addirittura a volte pretendendo di cancellarne la rilevanza storica e umana. Pensiamo al woke, appunto al pensiero woke. Non disprezziamo, dice il Papa, ciò che i nostri padri hanno vissuto e ciò che ci hanno trasmesso, anche a costo di grandi sacrifici. Non lasciamoci affascinare da modelli massificanti e fluidi che promuovono solo una parvenza di libertà per rendere poi invece le persone dipendenti da forme di controllo come le mode del momento, le strategie di commercio o altro. Avere a cuore la memoria di chi ci ha preceduto, far tesoro delle tradizioni che ci hanno portato ad essere ciò che siamo, è importante per guardare al presente e al futuro con consapevolezza, serenità, responsabilità e senso di prospettiva. Ecco, questo è un brano, ripeto, del lungo discorso che Papa Prevost ha voluto appunto pronunciare al Quirinale. Le visite del Papa al Quirinale sono sempre comunque molto, molto cordiali, da sempre. Poi c'è sempre qualche funzionario italiano molto zelante, molto solerte, che fa anche un po' da cicerone al Papa, non fosse altro che il Quirinale è stata la residenza dei papi per qualche secolo, quindi insomma i papi ne sanno, ecco, di queste cose. Comunque la parte interessante è che direi che c'è un ritorno alla comprensione di tanti simboli, dei segni, delle parole. Se esaminiamo un po' questo discorso, vediamo che con Papa Leone XIV non è che la Chiesa ha cambiato stile rispetto anche a Papa Francesco. Pensiamo che per esempio Papa Leone sta per pubblicare comunque l'ultima esortazione apostolica di Papa Francesco sulla povertà, quindi il tema della povertà, per esempio, è assolutamente condiviso e, ripeto, fa parte evidentemente dell'insegnamento della Chiesa. Però Papa Leone probabilmente ha restituito senso al simbolo, dignità ai segni. Ci sta ricordando che l'autorità della Chiesa non nasce da un'opinione, ma è un servizio fondato innanzitutto su Cristo. Anche per chi non è credente, diciamo, ricordo per esempio alcuni filosofi dicevano che il cristianesimo non è una religione, ma una comunicazione di esistenza, proprio perché c'è qualcosa di immanente che è entrato nella storia e quindi non c'è una filosofia e non bisognerebbe ridurre, ecco, mettiamola così, il cattolicesimo a un elenco di buoni sentimenti o a una ONG che interviene nel mondo, ecco. Gli abiti, i titoli, i riti non sono ornamenti, sono linguaggi teologici che rendono visibile una realtà invisibile, la grazia che regge e santifica, insomma. La lotta contro la mondanità, se vogliamo, passa appunto anche questi segni esteriori. Abbiamo visto il Papa con un palio molto elaborato. Storicizzare o lasciar cadere certi segni diciamo rischia di indebolire la verità, di comunicare se stessa nei simboli. Ecco, il rischio di un papato troppo personalizzato è questo, che l'istituzione resti senza forma e che ogni successore debba ricostruire ciò che è stato interpretato solo in chiave umana. Papa Leone sta compiendo l'atto opposto, riportare, diciamo, a un senso, diciamo, più teologico, a un senso più verticale, ciò che era tutto drammaticamente orizzontale. I simboli non dividono, ma insomma illuminano. Leggendo il discorso di Papa Leone ci ha dato una visione piena dell'uomo, della società, capace di far intravedere, ce lo auguriamo tutti, anche una rinascita della civiltà cristiana, ecco. Si coglie tra l'altro un passaggio deciso che è dal cristianesimo, tra virgolette, sociologico
a quello teologico, da una pastorale che seguiva un po' le urgenze del momento, anche le mode del mondo, insomma il cambiamento climatico e quant'altro, si torna a contemplare la verità, quella con la V maiuscola, appunto per chi è credente. Tra l'altro Leone si presenta non solo come vescovo di Roma, che era un po' quello che aveva fatto Papa Francesco, con il rischio di diventare uno fra tanti, ma dice ma si presenta come successore di Pietro, come ovviamente vescovo di Roma, ma anche come primate d'Italia, quindi con una paternità che è diciamo molto, molto importante, insomma, che parla della missione di questo Papa. Nel parlare di ecologia, perché parlare di ecologia evidentemente si può e si deve, però il pontefice è tornato a un'ecologia seria, ha richiamato San Francesco. Custodire il creato è evidentemente un atto di lode al creatore. La terra è madre, sorella, perché è dono di Dio, quindi non le follie che abbiamo visto, certi idoli, la Pachamama, vi ricorderete, e l'uomo ne è custode in quanto parte di un ordine più grande. Nel tema della famiglia il Papa ha espresso comunque con chiarezza verità profonde: padre, madre, figlio, figlia, nonno, nonna, sono parole che custodiscono la grammatica della vita. La famiglia è fondamento della speranza di un popolo e comunque ancora una volta l'insegnamento della Chiesa è limpido e forte, quindi dal concepimento alla morte naturale ogni esistenza deve essere sacra. Nel trattare il tema dell'immigrazione e dell'integrazione, Papa Leone, come vi dicevamo, ve ne abbiamo letto anche una parte, ha unito verità e carità, che è la parte, se vogliamo, più difficile del cristiano, perché se esponi la verità rischi sempre magari di escludere qualcuno, se fai carità e gesti esteriori, ma senza annunciare la verità, non arrivi allo scopo, ecco. Ebbene, ha unito queste 2 grandi parti perché l'accoglienza, ha ricordato, raggiunge la sua pienezza quando è reciproca e si fonda sul rispetto dei valori della società che accoglie. In questa visione l'integrazione sì diventa incontro, comunione, crescita condivisa. Nel riferimento anche a modelli fluidi, massificanti, il Papa ha rivocato, se vogliamo, quelle che erano la famosa diagnosi di Benedetto XVI, vi ricorderete quella splendida omelia del 2005, prima appunto dell'elezione del nuovo pontefice, in cui fu denunciata la dittatura del relativismo e poi il monito finale che insomma che credo sia di grandissima attualità, e cioè chi smarrisce la verità dell'uomo perde anche la libertà. Quindi, ha intrecciato, se vogliamo, i grandi temi anche della tradizione della Chiesa, la vita, la famiglia, l'identità umana, la custodia del creato, il valore della memoria, ma li ha collocati in un disegno armonico che direi restituisce fede, coerenza, insomma con una pienezza sicuramente molto, molto importante. Questo volevamo dirvi perché volevamo darvi comunque un elemento anche per valutare quella che è la posizione e l'agire del pontefice, ripeto, un discorso che è stato un po' messo da parte. Se parliamo a questo punto, teniamo aperto un attimo il nostro spazio per quanto riguarda comunque il cristianesimo, il cattolicesimo. Abbiamo parlato recentemente dei martiri della Nigeria e insomma di quanto interessino veramente molto poco ai professionisti così dell'umanitarismo in salsa rossa, evidentemente. Vi diamo un'ulteriore notizia: prossimamente qui in Italia sarà consegnato da una importante associazione cattolica il 25 ottobre un premio a Jimmy Lai. Chi è Jimmy Lai? Jimmy Lai direi che è uno dei più importanti martiri per la verità, vero e proprio, perché imprenditore, editore a Hong Kong, convertito tra l'altro al cattolicesimo poi negli anni,
è diventato una vera e propria spina nel fianco del regime comunista cinese. Da 5 anni purtroppo è in prigione, dove rischia di morire, e poi il figlio verrà in Italia appunto a ritirare questo premio. Una brevissima analisi della sua vita. Tra l'altro Jimmy Lai è anche cittadino britannico, essendo di Hong Kong. Volendo potrebbe andarsene, ma lui ha deciso di restare in Cina, quando poi appunto alla fine del 2020 poi Hong Kong è passata definitivamente, insomma, alle autorità cinesi. E diciamo Jimmy Lai ha comunque chiesto di restare, per restare fedele alla sua vocazione anche di difensore della democrazia. È nato nel 47 a Guangzhou, nel sud della Cina, in piena guerra civile. Con la vittoria dei comunisti di Mao nel 49, la sua famiglia, che pure era agiata, si ritrova poverissima. A 12 anni fugge da solo verso Hong Kong, allora colonia britannica, dove inizia a lavorare in un'azienda tessile. Da lì inizia la sua scalata, diventa manager e poi crea un suo marchio di qualità, Giordano, che ha anche grande successo in tutta l'Asia. Investe i profitti della sua impresa fondando un gruppo editoriale che era Next Digital, e in breve tempo diventò il numero 1 della colonia britannica, con una rivista settimanale, un quotidiano che è l'Apple Daily, un quotidiano in lingua cinese, fondato nel 1995. Con l'avvicinarsi del passaggio di Hong Kong al Regno Unito alla Cina, che è del 97, poi diciamo le varie fasi poi anche come dire, dell'amministrazione cinese hanno stretto, come dire, il cappio fino al 2020. I giornali di Jimmy Lai, che già era diventato un aperto critico del governo cinese dopo i fatti di piazza Tiananmen, diventano il punto di riferimento appunto per la difesa delle libertà di Hong Kong. Tra l'altro è il periodo in cui, grazie alla fede della moglie Teresa, si è comunque avvicinato al cattolicesimo, accompagnato poi da un altro grande dissidente cinese, che è il cardinale Joseph Zen. Dicevo, i cinesi quindi, che pure prevedevano il mantenimento delle condizioni di democrazia e libertà a Hong Kong per 50 anni, no? Se qualcuno si ricorda, lo slogan era "un paese, due sistemi", hanno invece stretto progressivamente la morsa, come vi dicevo, sull'ex territorio britannico. La crescita e l'esplosione del movimento democratico, con grandi manifestazioni di massa nel 2019-2020, hanno visto protagonista anche Jimmy Lai, ma sostanzialmente il varo della nuova legge cinese sulla sicurezza nazionale nel 2020, applicata peraltro retroattivamente nei suoi confronti, quindi con un abuso evidente, lo ha portato in carcere già nel dicembre di quell'anno. Il suo impero editoriale è stato definitivamente cancellato nel 2021 e diciamo tuttora è in isolamento in attesa della sentenza dell'ultimo processo per cospirazione, le cui udienze si sono chiuse recentemente. Jimmy Lai oggi ha 78 anni, è sempre stato consapevole di andare incontro a questa sorte, però è, come ha detto lui stesso, un martirio accettato nella consapevolezza che la libertà non sta anzitutto nello sfuggire a un potere totalitario, ma nel testimoniare ed essere fedeli alla verità. Quindi molto, molto interessante. Le testimonianze, direi, di fede, di coraggio, anche di coraggio civile, potremmo dire, esistono a questo mondo. Purtroppo sono sommerse anche dalla tonnellata di altre notizie. Voi sapete, c'è questo bel proverbio che dice: fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Noi dobbiamo anche essere in grado di leggere, capire un po' i segni, i messaggi del nostro tempo. Quindi ricordare che, nonostante quello che vediamo poi intorno a noi, nonostante insomma anche la speranza di rivedere una società quantomeno più giusta, più legata a quella che è l'intima natura dell'uomo, senza troppe anche utopie che lo snaturano, che lo portano verso spesso fare del male ai propri simili. Insomma, la possibilità di ritornare a
un pensiero, un'idea che è sempre stata quella, insomma, dell'essere per l'uomo e vicini all'uomo innanzitutto, c'è, e quindi è una possibilità che non va persa, che non va assolutamente lasciata sparire. Questa era un po' anche il significato, direi, del messaggio di Papa Leone, quindi preservare identità e cultura per poter dare gli strumenti anche a chi verrà dopo di noi, per leggere la realtà e per evidentemente trasmettere un messaggio positivo, e un messaggio che non sia il messaggio di barbarie a cui purtroppo abbiamo assistito anche solo nelle recenti settimane. Quindi la possibilità, insomma, di un umanesimo vero, un umanesimo ispirato comunque a innanzitutto una verità, un qualcosa che, ripeto, per chi ci crede ha una forma ben precisa, ma anche per chi non crede è comunque un'idea che l'uomo può fare veramente il meglio per se stesso, e non sfogare quelle che sono poi le sue voglie, le sue ideologie. Questo è il messaggio, insomma, che vogliamo lasciare, che volevo lasciare per concludere quella che è la prima parte, appunto, della nostra trasmissione, e lascio quindi adesso la parola un attimo alla regia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia, e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sic et non, di nuovo in onda con Marco Tognini per parlare di UOC e delle notizie della settimana, per ricordare che comunque potete intervenire in diretta telefonando allo 02 92 94 72 22, quindi intervenite, chiamate
per aggiungere, per ribadire, per contestare, per proporre anche argomenti, anche domande scomode, insomma non ci tiriamo indietro, ovviamente siate, come dire, siate assolutamente, vi prego, radiofonici, insomma evitiamo certi termini, ma per il resto, ripeto, siamo qui a vostra disposizione. Infatti vedo che abbiamo una chiamata, mi dicono dalla regia, la facciamo passare subito. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Buongiorno dottor Tognini, sono Lisetta. Buongiorno a lei. Oggi volevo dirle due cose. Allora, prima cosa, voglio dire al ministro Salvini, ma penso che lo sappia già, che ci sono gli affari sporchi tra le Dolomiti. La Mala Romana, ripeto, stavolta è romana purtroppo, la Mala Romana a Cortina appalti dei giochi nel mirino. E questa è una da far pensare. Seconda cosa, delle due guerre, una è quasi vinta, non si sa, mettiamoci un punto di domanda con Israele, l'altra dovrebbe esserci la pace in Ucraina. Allora, il presidente Trump ha detto la pace si fa con la forza. Ora si vedrà come questa frase, dottor Tonini, sarà applicata in Ucraina, secondo me, e come reagirà Putin. E allora, secondo me, si tratterà di capire sempre come questa strategia, la chiamo strategia, può essere fatta nella vicenda russo-ucraina, perché penso che adesso interverrà di nuovo Trump, non c'è altra soluzione. E soprattutto fino a che punto la capacità di Trump vorrà e potrà spingersi. Non tanto, dico io, con Zelensky, che ha bisogno delle armi americane e del supporto europeo per sostenere, mi sembra, l'offensiva russa, quanto con Putin, che forte anche nelle sue alleanze, mi sembra, internazionali, non ha mostrato finora alcun concreto e vero interesse a una tregua o una trattativa di pace. La strategia della Casa Bianca, dottor Tonini, verso il Cremlino ad oggi non ha dato grandi risultati. L'amico Vladimir continua a fare di testa sua, mi sembra. Sarà interessante capire cosa farà Trump per fargli cambiare idea. L'annuncio di dotare l'Ucraina dei missili di Tonaik è una mossa come si fa con la forza, cioè di come ha detto Trump. La pace si fa con la forza e indica, secondo me, un cambio di rotta del presidente USA verso il Cremlino. Vedremo le contromosse russe, secondo me sempre. La sensazione è che, voglio terminare, purtroppo la partita non sia destinata a chiudersi in tempi brevi. Tutto qua, io la saluto e grazie della telefonata. Allora, è un tema scottante, ovviamente noi non abbiamo la sfera di cristallo. Che cosa possiamo dire? Vabbè, la prima Pax trumpiana l'abbiamo vista ed è diciamo in divenire in Medio Oriente, andando a riprendere poi anche quelli che sono gli accordi di Abramo, coinvolgendo una volta tanto, dico io, quei paesi arabi che spesso e volentieri hanno utilizzato la questione palestinese per fare pressioni all'estero, ma che non hanno mai, per esempio, accolto i profughi, ma veramente poco o nulla. Anche i paesi del Golfo, per esempio, e quant'altro. Quindi diciamo che gli Stati Uniti, usando anche la loro capacità diplomatica, la loro forza militare, la loro forza commerciale, per cui insomma le aperture da questi paesi derivano anche evidentemente dalla possibilità di diciamo creare un ambiente diverso poi nel Medio Oriente, hanno fatto la differenza. Oggi sull'orizzonte dell'Ucraina si è giocata una oscena partita a scacchi, dico io, sulla pelle del popolo ucraino per un conflitto che poi poteva già essere terminato molto prima, ma che è stato sabotato, lo dobbiamo dire, proprio dalle democrazie occidentali, perché molte delle democrazie occidentali hanno soffiato sul fuoco, hanno, come dire, a cominciare da von der Leyen, ma Francia e Gran Bretagna in primis, un po' meno la Germania,
ma diciamo che fondamentalmente gli accordi, diciamo così, le speranze che avevamo visto negli incontri, nei meeting in Alaska, sono state, come dire, disattese proprio a causa del clima anche di sostegno che hanno creato i paesi occidentali a fronte della volontà degli Stati Uniti di chiudere la questione, mentre altri europei, per motivazioni tutt'altro che nobili, deve essere chiaro, perché ripeto, questa partita a scacchi che si gioca sulla pelle del popolo ucraino è fatta per i fondi della ricostruzione, per l'accesso alle materie prime dell'Ucraina, che non è solo comunque il grano, ma è per esempio tutta una serie di minerali oggi più che mai importanti vista anche il Green New Deal e quant'altro. Quindi è evidente che il tanto peggio tanto meglio ha portato a questa situazione di stallo. Io credo che Putin, giustamente, visto che non c'è stata poi questa apertura anche da parte delle diplomazie occidentali, ha fatto ancora una volta il suo mestiere, il suo sporco mestiere, ha raggiunto comunque gli obiettivi militari che esistono. Spesso e volentieri abbiamo visto spaventa la popolazione civile e comunque c'è anche una modalità per colpire la protezione civile che così si allontana dalle zone che la Russia comunque sta già occupando, così da non avere più problemi in futuro evidentemente per quelle aree, penso soprattutto al Donbass, ma non solo. E quindi c'è una strategia complessiva. Peraltro stiamo parlando insomma di una potenza che è una potenza nucleare, che ha messo in campo solo una parte del suo esercito senza fare una mobilitazione, che non usa per esempio i bombardieri strategici, eccetera. Cioè è una guerra molto sui generis questa, perché non si vuole andare allo step successivo, che sarebbe evidentemente disastroso per tutti e che rischierebbe poi di innescare un conflitto ancora più grande. Io credo che in questo momento, se gli Stati Uniti riusciranno ad avere la presa complessiva anche un po' sul mondo occidentale, si potrà far tornare a sedere di nuovo la Russia al tavolo delle trattative, partire con un armistizio, con un cessate il fuoco. Ovviamente bisognerà partire dalle posizioni attuali, perché parlare di pace giusta è anche abbastanza stucchevole. È importante farlo, ma sappiamo benissimo che è come dire, è un obiettivo quasi irraggiungibile, perché evidentemente la guerra, come diceva Clausewitz, è la continuazione della politica con altri mezzi e questi mezzi oggi poi che insomma esistono anche le cosiddette guerre sporche, che abbiamo visto, esiste il terrorismo, esistono le guerre commerciali, esistono i cyberattacchi, eccetera, eccetera. È veramente una guerra in ogni settore poi della vita civile, insomma, ecco, va a toccare e anche spesso e volentieri l'opinione pubblica, quindi è molto più, come dire, molto più infida da questo punto di vista. Io credo che se si riuscirà a superare diciamo, gli interessi di chi sta fuori dall'Ucraina, che vuole una fetta di Ucraina, e allora forse si tornerà quantomeno a garantire di nuovo il cessate il fuoco, a garantire una ricostruzione, a garantire che ci sia un rapporto quantomeno di civile convivenza tra russofoni e non russofoni, perché poi quella è poi quello che ha scatenato la guerra, che è un po' il casus belli e che evidentemente bisogna evitare, e allora vedremo secondo me che la situazione si può sbloccare. Evidentemente, ripeto, è una questione di interessi, insomma, fin dall'alto medioevo, parliamoci chiaro, le guerre
non si fanno per avere la corona di questo paese o per avere la gloria, diciamo, di essere re, sovrano o di possedere. Si fanno per motivazioni economiche, geopolitiche, geostrategiche, per allargare la propria influenza, e quindi sono questi interessi che vanno conciliati. Ecco, questo mi sentivo di dire, sapendo che insomma la guerra è sempre uno sporco affare da ogni parte. Ecco, da ogni parte. Cicerone diceva silent enim leges inter arma, cioè in guerra le leggi tacciono. Ecco, quindi noi affrontiamo queste situazioni anche con l'idea, insomma, siamo cresciuti in democrazia, però insomma la democrazia è uno dei sistemi che esiste al mondo d'oggi, ma non dobbiamo pensare che purtroppo sia quello predominante o che sia l'unica forma mentis. Ecco, purtroppo dico io, ma la realtà è questa. Quindi chiudo le mie riflessioni sperando di aver suscitato ancora una volta qualche pensiero un po' fuori dagli schemi. Ritorniamo allora invece, come dicevamo, una Pax Trampiana già esiste, che è quella di Gaza, e nonostante questa Pax Trampiana abbiamo visto, diciamo, tutti i personaggi appunto in causa incontrarsi in Egitto, un ruolo comunque importante di Giorgia Meloni, che va a smentire un po' anche le critiche che sono arrivate dall'Avvenire, dal quotidiano dei vescovi, che ha parlato di una pace poco proiettata verso le donne. Insomma, si vede che dovevano proprio contestarla questa pace, non sapevano un po' cosa dire i signori di Avvenire. Si vede che c'è una linea precipuamente zuppiana in quel mondo editoriale. In ogni caso, dicevo, questi accordi di pace, insomma, hanno visto la liberazione di tutti gli ostaggi vivi, anche se poi c'è il problema, insomma, dei corpi, e voi sapete che chiaramente c'è ancora tensione, e quindi per esempio il valico di Rafah non è ancora aperto, se non per poche ore, proprio per questa questione che speriamo si risolva. C'è da dire che Hamas, se a qualcuno interessa ancora, perché per esempio la sinistra di casa nostra pare non interessare più, Hamas ha tolto la maschera. Perché? Perché i palestinesi iniziano ad ammazzarsi tra di loro. Fino ad oggi i miliziani erano anche riusciti a reprimere le rivolte al loro interno e a garantire un ordine che è anche un ordine del terrore, perché Hamas comunque gestisce con il terrore il governo della striscia, certo con i soldi, spesso e volentieri donati dall'Iran, però adesso sostanzialmente famiglie e clan si contendono il potere e i civili continuano a morire. Abbiamo visto esecuzioni sommarie in piazza, esattamente come nell'Iran, per dare evidentemente esempi alla popolazione. Però ecco, chi difendeva Hamas come interlocutore, come dire, credibile, insomma, a questo punto deve fare un passo indietro e capire che la soluzione di Trump di trovare comunque nella società palestinese interlocutori alternativi, che quindi siano in grado di riportare una ricostruzione, è assolutamente veritiera e reale, insomma, ecco. Vi leggo alcuni brani. Insomma, questa volta le persone non stavano fuggendo dagli attacchi israeliani, stavano scappando dalla loro gente, ha detto alla BBC un residente del quartiere di Tel Alawa, che è nella parte meridionale di Gaza City. Lì domenica sono arrivati oltre 300 uomini di Hamas per assaltare l'isolato dove si erano trincerati gli uomini armati di un altro clan, il clan Dogmush. Sono morti in 52. Hamas ha accusato il clan di aver ucciso 12 dei suoi combattenti in precedenti scontri. Dogmush invece ha accusato i miliziani di aver sfruttato il cessate il fuoco per prenderli di mira per una presunta cooperazione con Israele.
gli Husayni, i Barghouti, i Dogmus sono in realtà le famiglie più importanti della Palestina e non sono nuove a guerre intestine. Di origine turca sono arrivate quasi tutte a Gaza all'inizio del XX secolo e questi clan hanno alternato periodi di allineamento con Hamas ad altri di dichiarata opposizione. Da marzo dell'anno scorso è guerra aperta e tra l'altro Hamas ha giustiziato il loro leader, che è Saleh Dogmush, accusato di collusione con Israele. Secondo le fonti era stato contattato dalle forze di difesa perché supervisionasse la distribuzione degli aiuti della striscia. Sapete benissimo che gli aiuti poi che arrivavano nella striscia erano comunque gestiti da un mercato nero di Hamas, che portava comunque i prezzi a livelli folli, quindi anche in questo caso la gestione degli aiuti è diventata uno strumento di controllo, purtroppo. Durante comunque le varie intifada i clan di Gaza hanno sempre imbracciato il mitra e hanno contribuito all'eliminazione dell'autorità nazionale palestinese, cioè diciamo della parte istituzionale dei palestinesi, che è quella di Fatah, che è quella di Abu Mazen, che sta a Ramallah, che sta in Cisgiordania. Fin dall'inizio della guerra, scoppiata dopo il 7 ottobre, le manifestazioni di dissenso nei confronti di Hamas si sono registrate sia tra gli sfollati, costretti a fuggire dalle bombe, ma questo non ve lo dicevano perché c'era troppa propaganda, sia comunque per la gestione del mercato nero degli aiuti umanitari, che invece di essere distribuiti alla popolazione scendevano nei cunicoli sotterranei insieme ai terroristi. Lo scorso marzo, per citare l'esempio più recente, era circolato un appello per una intifada shabia, cioè un'intifada popolare contro Hamas. La carta era intestata Stato di Palestina, famiglie e clan dei governatorati meridionali della striscia. Il testo diceva che Hamas avrebbe dovuto lasciare immediatamente la presa su Gaza, che l'assedio subito era stato causato da decisioni che non ci rappresentano e che Gaza deve venire liberata dalla volontà del suo popolo. Per 2 anni le proteste sono state tacciate di collaborazionismo, ovviamente filo-israeliano, e duramente represse. Adesso le famiglie hanno buon gioco per raccaparrarsi di nuovo un po' di potere nella Gaza che verrà, cioè nella fase 2 poi del piano trampiano. Nella ricostruzione anche i signori della guerra, quindi diciamo tutti questi vari clan, vorrebbero la loro parte. Tra questi Hussan al-Astal, che ha reclutato la sua milizia offrendo beni di prima necessità, acqua e elettricità nel villaggio abbandonato di Kisan Najjar, che è nella parte diciamo orientale della città. Nella piccola enclave armata non c'è posto per i cani di Hamas, recita il suo slogan. È un gruppo che potrebbe diventare la spina dorsale dell'autorità di transizione per la sicurezza di Gaza, guidata in futuro dall'ex primo ministro britannico Tony Blair. Diciamo che lo stesso Blair su questo si è dimostrato possibilista. Poi nella striscia si muovono altri gruppi, sia a Khan Yunis, poi c'è Abu Shabab nella parte di Rafah, c'è Ashraf al-Mansi a Beit Lahiya. Insomma, il rischio è che Gaza resti in un limbo. Il 47% che Israele non controlla o rischia di tornare sotto il controllo di Israele, oppure di diventare terreno per una guerra civile tra disperati, come quelli appunto venuti la settimana scorsa a Khan Yunis, tra uomini armati di una famiglia e le forze della polizia di Hamas. Intanto anche la situazione in Giudea e Samaria è abbastanza tesa. Nel fine settimana le autorità israeliane hanno condotto operazioni in diversi villaggi nella zona di Ramallah, dove si erano radunati proprio sostenitori di Hamas, diciamo. Quindi il piano americano, anche se ha sapore neocoloniale, come hanno detto molti, potrà però dare spazio a questa forza di stabilizzazione. Ovviamente l'idea è di muoversi in fretta, e anzi direi il più in fretta possibile. Ecco, questo mi sento di dirlo. Poi diciamo che da parte israeliana abbiamo visto come ci sia stato comunque
una gioia per chi è sopravvissuto al vero e proprio inferno. Ovviamente il presidente Cazza è furioso per i corpi mancanti, e bisogna evitare che i terroristi non rispettino i patti, diciamo, ecco. Si sta facendo anche tesoro di precedenti esperienze, sono pronti ben 20 team per la riabilitazione di questi ex appunto ostaggi. Abbiamo visto dei video atroci di persone che evidentemente hanno anche problemi di salute, però insomma ci vorrà molto per un ritorno alla normalità. Insomma, vediamo sui giornali anche le dichiarazioni dei sopravvissuti, riabituarli lentamente alla vita normale senza provocare danni ulteriori, perché ogni corpo comunque ha una storia di privazione. Per tutti è previsto un periodo minimo di degenza di 4 giorni dal loro arrivo, necessario a stabilizzare comunque condizioni fisiche e psicologiche, a cui poi seguirà una degenza più lunga. Le stanze singole insonorizzate sono state predisposte in reparti con accesso controllato, visite limitate e ovviamente divieto assoluto di immagini o riprese. Scusate. Ogni ospedale ha allestito appunto questi team multidisciplinari composti da internisti, cardiologi, pneumologi, dermatologi, odontoiatri, infermieri, dietisti, psicologi ovviamente, assistenti sociali, medici forensi. Una volta dimessi, poi gli ostaggi saranno seguiti anche da cliniche territoriali di riabilitazione. È il momento della cura e dell'ascolto, come ha detto anche il presidente Herzog, ma anche della giustizia. Nessuno dimenticherà ciò che è stato fatto ai nostri concittadini. Diciamo che nei corridoi degli ospedali, tra mascherine e silenzi, si percepisce un'emozione trattenuta. Ogni letto, se volete, racconta proprio una storia sospesa di una persona che speriamo poi tornerà presto a respirare. Ecco, questo ci sentivamo di dire su questo tema. Io vi ringrazio come sempre, siamo in chiusura, andiamo in chiusura. Commenteremo anche altre situazioni, come vi ho detto, perché le notizie sono molto interessanti, però abbiamo fatto questo particolare punto soprattutto su Medio Oriente e poi sulle dichiarazioni del Santo Padre. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa volta, sempre sulle frequenze di Radio Libertà, sempre sic et non, open your eyes.